Buongiorno cari amici e anche oggi benvenuti al canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo del quadrato magico di Giove. Sì, perché molti mi hanno chiesto di questo quadrato magico che cos'è, cosa serve e dove si mette. Tempo fa avevo fatto appunto una dispensa in cui ne parlavo, ne accennavo, anche perché mi è stato insegnato quando ero piccolino e me l'hanno messo d'ufficio, diciamo così, nella parte posteriore, vedete, si mette qua nelle persone, sul collo di dietro, vedete? Noi abbiamo sempre la nostra bambolina che rappresenta noi e qui dietro si scrive il quadrato magico. Ma vediamolo bene, lo metto qui sopra in sovraimpressione, lo vedete, lo potete scaricare tranquillamente dal capitano.altervista.org ed è gratuito, con sulle spiegazioni, vedete bene? Potete leggere attentamente cos'è il quadrato magico. Eventualmente vi rimando ad altre dispense, ad altri video che faremo in approfondimento con il De Garda. Quindi, cosa facciamo? Prima di tutto prendiamo le informazioni sul quadrato magico di Giove, ma prima ancora prendiamo il nostro quadrante radiostesico per le valutazioni. Vedete che voi potete tranquillamente scaricare gratuitamente dal capitano.altervista.org e giù in descrizione c'è il link per raggiungere il sito. Lo prendete, stampate questo quadrante radiostesico, prendete il vostro testimone a vedere se potete usare il quadrato magico di Giove per voi o per chi volete. Quindi prendete il vostro pendolino e chiedete: posso usare il quadrato magico di Giove per il testimone? A questo punto qui il pendolino vi dice di sì, vedete? Quindi siete sicuri che il quadrato magico di Giove, che rappresenta un sigillo in forma numerica, va bene. Bene. Adesso, appurato questo, togliamo il nostro quadrante radiostesico e il testimone e ipotizziamo che avete il soggetto o siete il soggetto e siete questo qua e questo è il corpo eterico. Allora, qui dietro nelle persone, nel copino, nel collo, alla radice del collo, vedete qua dietro, c'è una porta eterica molto importante di un chakra. Quindi voi cosa fate? Prendete il quadrato magico di Giove, che sono dei numeri, prendete un pennarello, una penna, qualcosa che possa scrivere, e scrivete i vari numeri 4, 14, 15, 1, 9, 7, 6, 12, 5, 11, 10, 8, 16, 2, 3 e 13. Ma quando lo scrivete? Lo scrivete almeno 3 giorni prima della luna piena e lasciatelo per 3 giorni dopo. Perché questo? Perché la luce lunare imprime nel corpo eterico, che sarebbe poi questo, e lo ripeto, noi abbiamo dentro un corpo eterico, quindi questo deve essere impresso con la luce lunare. Questi numeri vengono impressi qui dentro nel nostro corpo eterico, quindi questi numeri si lasciano almeno 6 giorni, quindi 3 giorni prima della luna piena e 3 giorni dopo. L'ideale sarebbe anche esposti alla luce della luna di notte o quando poi potete, così che il quadrato magico di Giove, questi numeri che sono dei sigilli eterici, vengono impressi nel vostro corpo eterico e non ve li può più rubare nessuno. Ad esempio, a me li hanno messi da piccolino, io chiaramente non sapevo cosa fossero e per paura che me li cancellassero mi hanno detto: se ti chiedono che cos'è, digli pure che è il gioco del lotto, che pensi di essere fortunato. E infatti questi birichini, quando hanno visto che io da piccolino avevo i capelli corti, quando hanno visto che io avevo questi numeri, subito sono corsi a chiedere che cos'erano. E allora il mio babbo mi aveva detto: devi dire che sono per il gioco del lotto, così che ti lasciano stare. Invece questi qui erano mica tanto stupidelli e me li hanno cancellati. Allora il mese dopo ho dovuto rifare l'operazione. Quindi cari amici, vi rimetto qui in sovraimpressione la mappetta del quadrato magico, il foglio del quadrato magico, che vi ripeto potete tranquillamente scaricare gratuitamente da ilcapitano.altervista.org nelle dispense che lasciamo nel
gruppo di Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. Bene, detto questo, cari amici, vi invito a iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano se non l'avete già fatto, di seguirci costantemente per gli aggiornamenti, e posso dire che per il quadrato magico di Giove per il momento ho detto tutto. Altri approfondimenti potrete vederli da Hildegarda nel suo canale specializzato in approfondimenti magici, soprattutto sul quadrato magico di Giove. Bene, vi saluto e alla prossima, e vi saluta anche questo omettino qua che siete voi se mettete il quadrato magico di Giove dietro qua, ci si iscrive qua. Bene, cari amici, alla prossima, ciao!